Eder. Mech. Pallister. È stato rinvenuto il cellulare di Ilaria Soul, la studentessa di 22 anni brutalmente uccisa a Roma, nel quartiere africano, all'interno di un appartamento dove si era recata per un ultimo incontro con il suo ex fidanzato, Mark Anthony Sampson. Il ragazzo, reo confesso, l'ha colpita con 3 fendenti al collo, togliendole la vita, e ha successivamente occultato il corpo in un dirupo isolato nella zona boschiva di Capranica Prenestina, a oltre 50 km dalla capitale. Il telefono della vittima è stato trovato presso l'abitazione di Sampson ed è stato posto sotto sequestro dagli inquirenti, che procederanno ora con l'analisi forense del dispositivo per cercare ulteriori elementi utili alle indagini. Parallelamente, su disposizione della Procura di Roma, sono in corso gli accertamenti tecnici anche sul tablet e sul computer di Ilaria, oltre che sul telefono cellulare dello stesso Sampson. I dispositivi digitali, si apprende da ambienti investigativi, potrebbero contenere conversazioni, ricerche online e file multimediali in grado di restituire un quadro più dettagliato non solo dell'ultimo periodo vissuto dalla vittima, ma anche della condizione mentale e delle intenzioni del ragazzo prima del delitto. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, e a carico di Sampson sono state formalizzate accuse gravissime: omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva con la vittima e occultamento di cadavere. Anche la madre del ragazzo risulta indagata. Secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe avuto un ruolo attivo nel tentativo di nascondere il corpo della giovane, configurando un'ipotesi di concorso nell'occultamento. Il giudice per le indagini preliminari ha definito la piattaforma probatoria nei confronti dell'indagato Granitica, evidenziando la solidità del quadro accusatorio costruito dagli inquirenti. Nell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, si fa riferimento anche al contenuto dell'interrogatorio reso da Sampson, durante il quale il giovane ha mostrato un'attitudine disturbante. Ha avuto, secondo quanto si legge, più difficoltà a raccontare le conversazioni di Ilaria con altri ragazzi, segno di una gelosia ossessiva, che non nel ricostruire l'omicidio avvenuto la mattina del 26 marzo, che lui liquida come un raptus di rabbia. Un passaggio particolarmente inquietante del provvedimento del GIP mette in luce l'apparente mancanza di empatia del ragazzo nei confronti della vittima. La sua sofferenza, scrive il giudice, non sembra derivare dalla consapevolezza di aver tolto la vita a una giovane donna di 22 anni, quanto piuttosto dalla perdita personale, dal vuoto emotivo e sociale che questa assenza provoca in lui. Sampson avrebbe infatti dichiarato che Ilaria rappresentava la ragione per cui lui sorrideva, colei che gli faceva sempre compagnia e che, dopo quanto accaduto, gli amici non avrebbero più rivisto il Mark di sempre, quello che conoscono tutti. Le indagini, pur in una fase avanzata, non sono ancora concluse. Restano da chiarire eventuali complicità, dinamiche precise dell'occultamento e movente psicologico. Ma appare evidente che il femminicidio di Ilaria Soul sia l'ennesimo caso di violenza scatenata dal rifiuto e dal desiderio di controllo assoluto, all'interno di una relazione affettiva malata. Le indagini sull'efferato omicidio di Sara Campanella, la studentessa 22enne originaria di Mesilmeri assassinata a Messina lo scorso 31 marzo, procedono a ritmo serrato e stanno entrando in una fase decisiva. Elementi cruciali sono attesi dalle perizie disposte dalla procura sui dispositivi elettronici sequestrati. Il telefono e il computer di Sara, insieme al cellulare di Stefano Argentino, il 27enne reo confesso del femminicidio. Dalle prime analisi tecniche è stato già estratto un ingente quantitativo di dati, che potrebbero fornire ulteriori riscontri a un impianto accusatorio già definito dagli inquirenti come granitico. L'attività investigativa si concentra ora sul chiarimento di alcuni punti ancora oscuri, in particolare su ciò che è avvenuto nelle ore immediatamente successive all'omicidio e sull'arma utilizzata per compiere il delitto, che ad oggi non è ancora stata ritrovata. La scomparsa dell'arma del delitto rappresenta uno degli elementi più controversi dell'intera vicenda. Secondo l'accusa, l'occultamento sarebbe un'ulteriore dimostrazione della lucidità e della premeditazione dell'imputato. Di contro, la difesa, nella persona dell'avvocato Giuseppe Cultrera,
non esclude la possibilità di piste alternative, affermando che il ritrovamento dell'arma, seppur utile, non è determinante ai fini processuali, data l'ammissione di colpa da parte dell'indagato. Nel frattempo, il legale di Argentino ha richiesto una perizia psichiatrica sul suo assistito. Cultrera ha incontrato il 27enne nel carcere di Messina e ha dichiarato pubblicamente che l'indagato non gli è parso lucido, sottolineando che il gesto, per quanto ingiustificabile, potrebbe affondare le radici in un grave disagio psichico, una posizione che ha subito sollevato la ferma replica della legale della madre della vittima, l'avvocata Concetta Latorre, secondo cui quella della perizia sarebbe una mossa prevedibile, spesso adottata nei casi di femminicidio con la finalità di ottenere attenuanti. Era lucido, ha affermato Latorre, ha perfino nascosto l'arma, non si trattava di una persona fuori controllo. Cultrera ha ribattuto sottolineando come la perizia psichiatrica non sia una scappatoia, bensì un diritto dell'imputato, volto ad accertare in modo tecnico e scientifico il suo stato mentale prima, durante e dopo il crimine. In questo contesto già drammaticamente complesso, si inserisce la controversa iniziativa dei genitori di Stefano Argentino, che hanno fatto pervenire alla famiglia Campanella una lettera di scuse. Una missiva nella quale esprimono dolore e costernazione per l'incomprensibile gesto del figlio, ma senza entrare nel merito dei fatti. A consegnarla è stato il legale della famiglia Argentino, lo stesso Cultrera, il quale ha a sua volta scritto una lettera personale rivolta a Cettina Latorre, madre della vittima, per spiegare le ragioni della sua scelta di difendere il giovane. Cultrera, che in passato ha rappresentato le parti civili in procedimenti per reati simili, ha voluto chiarire che la decisione di assistere Argentino nasce da un preciso senso di dovere professionale, ma la reazione della famiglia Campanella è stata netta: nessun interesse a leggere le lettere, il dolore è troppo grande, non vogliamo conoscere il contenuto, ha fatto sapere il loro legale. Un rifiuto che si carica di significati profondi, soprattutto alla luce del fatto che le scuse sono arrivate a ben 18 giorni dai fatti e dopo alcune dichiarazioni pubbliche, rilasciate dalla madre di Argentino nei primi giorni dopo il delitto, che avevano suscitato sdegno e indignazione. Per i familiari della vittima, le scuse risultano tardive e percepite come un atto formale, più che come un reale gesto di pentimento. Nel frattempo, la comunità locale continua a stringersi attorno al ricordo di Sara Campanella. La scuola media da lei frequentata ha annunciato che sarà intitolata alla giovane vittima, e si sta lavorando alla creazione della Fondazione Sara Campanella, un ente che avrà come scopo la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza di genere, un'iniziativa voluta dalla madre di Sara per trasformare il dolore in impegno civile, affinché la sua morte non sia vana. Resta alta anche l'attenzione mediatica e sociale attorno al caso, che ha colpito profondamente l'opinione pubblica per la sua brutalità e per l'età delle persone coinvolte. Sara e Stefano frequentavano lo stesso corso universitario a Messina e, secondo quanto emerso finora, la giovane avrebbe manifestato l'intenzione di chiudere definitivamente una relazione ormai tossica. Proprio questo desiderio di libertà, come accade troppo spesso, si sarebbe trasformato nel movente dell'ennesimo femminicidio. Argentino, attualmente detenuto, ha nel frattempo interrotto lo sciopero della fame che aveva iniziato nei giorni successivi al suo arresto. Le prossime settimane saranno cruciali. Gli esiti delle perizie sui dispositivi elettronici e la valutazione psichiatrica richiesta dalla difesa potrebbero incidere sulle strategie processuali, ma per la famiglia Campanella, nessuna perizia, nessuna parola di scuse potrà mai cancellare l'assenza di Sara. Ora passiamo al solito Davide Barzan, il noto mago di Cosenza che ha scordato la bacchetta magica a Dubai. Oh, Davide Barzan, il nostro eroe da talk show, il consulente che sembra uscito da un film di Totò, ma con meno capelli e più denunce. Nel terzo episodio dell'epica saga delle Iene, il nostro Gaston Sama, novello Indiana Jones delle inchieste, si è tuffato nel mare magnum delle avventure di questo criminalista. Occhio a mettere le virgolette, che qui la parola ha più sfumature di un tramonto a riccione. Barzan, che sembra avere un talento innato per trasformare assegni in fumo e promesse in nebbia, è tornato sotto i riflettori.
E noi siamo qui per raccontarvelo con un sorriso che neanche il miglior parrucchiere di Riccione potrebbe tagliare. Immaginate la scena, un tranquillo parrucchiere della Perla Verde, con le forbici in mano e il sogno di un negozio tutto suo, si rivolge a Barzan, che si presenta come il Gandalf del diritto, pronto a risolvere ogni problema con un colpo di bacchetta, o di assegno. La prima missione, un contratto d'affitto, va liscia come una piega perfetta. Questo tizio è un genio, pensa il nostro eroe coi pettini. Così, quando Barzan gli propone di comprare un negozio, il parrucchiere non ci pensa due volte. Tira fuori 30.000 euro di caparra, sognando già il cartello taglio and truffa sulla vetrina. Ma, sorpresa! Il negozio non solo non diventa suo, ma si trasforma magicamente in una pokeria. Sì, avete letto bene, una pokeria. Barzan, con la velocità di un illusionista che fa sparire un coniglio, diventa irraggiungibile, lasciando il parrucchiere con un assegno bucato e un sogno infranto. Alla fine, dopo un accordo extragiudiziale, il nostro Davide restituisce 20.000 euro, probabilmente con un sorriso che diceva: tranquillo, è solo un taglio di fiducia. Ma non è finita, perché Barzan non è tipo da accontentarsi di un solo numero di magia. Entra in scena Giulia, un'ex amica che, fidandosi del fascino da avvocato per corrispondenza di Davide, gli affida una causa lavorativa. Anche qui, il nostro consulente porta a casa un accordo, ma con un risarcimento che sembra più un buono sconto per un caffè. Eppure, Giulia, con l'ottimismo di chi crede ancora alle favole, decide di investire 40.000 euro in un progetto degno di Ocean's 11, un appartamento a Dubai, da affittare ai turisti per dividere i profitti. Spoiler, l'unico profitto è stato quello di Barzan, che sparisce come un miraggio nel deserto, lasciando Giulia a inseguire report sugli affitti che non arriveranno mai. Quando la ragazza, dopo problemi di salute, cerca risposte, scopre che il suo amico è più sfuggente di un gatto in un temporale, e, ciliegina sulla torta, viene a sapere della querela di Valeria Bartolucci, la moglie di Luis da Silva, che accusa Barzan di essersi spacciato per avvocato. Risultato? Giulia corre a denunciare, e il nostro Davide aggiunge un altro capitolo alla sua biografia non autorizzata. Ora, non pensiate che Barzan sia rimasto in silenzio. Contattato da Rimini Todai, ha mandato 2 certificati che gridano sono puro come la neve. Niente iscrizioni nel registro degli indagati, niente condanne penali. Peccato che le Iene abbiano tirato fuori carte che raccontano un'altra storia. Una condanna definitiva per truffa a Cosenza, con pena sospesa e un casellario penale che, diciamo, non è proprio immacolato come un lenzuolo appena lavato. Ma tranquilli, Davide non si scompone, mentre il mondo lo accusa. Lui continua a passeggiare nei talk show come il re del crimine mediatico, fate ai vuoi. E nelle ultime 24 ore, il web è un tripudio di ironia. Su X, c'è chi lo paragona a un truffatore che con quei capelli e la voce da Paperino non dovrebbe convincere nessuno. Eppure eccolo lì, a incantare mezza Italia. Un utente lo definisce il diavolo delle Iene, mentre un altro si chiede perché non sia già in galera con un curriculum che sembra un mix tra Catch Me If You Can e un episodio di Chi l'ha visto? E poi c'è Leggo.it che, fresco di stampa, rincara la dose. Barzan non solo avrebbe fatto sparire caparre, ma nel 2013 sarebbe stato denunciato per insolvenza fraudolenta da un albergatore di Salerno che lo ospitò per 11 mesi. Praticamente un residence a scrocco. Insomma, Davide Barzan è un fenomeno, un consulente che trasforma sogni in incubi, caparre in aria fritta e certificati in specchi per le allodole. Ma, attenzione, non denunciateci per diffamazione, stiamo solo ridendo di un uomo che sembra aver fatto della truffa un'arte e della TV il suo palcoscenico, e se mai vi propone un affare a Dubai, accendete una telecamera e preparatevi a un Oscar per la commedia. Chiudiamo con una domanda: Barzan cosa farebbe passare a Manuela e Loris se mai loro lo volessero ricusare? Circa un mese fa Sebastiano, dalle telecamere di Chi l'ha visto, diceva che la colpa di tutto quello che gli stava succedendo era degli youtuber, non di Penelope, ma erano gli youtuber, a dir suo, ad aver rovinato tutto, quindi in poche parole ad averlo incastrato. E che strana coincidenza, più o meno negli stessi giorni anche
perché Loris più volte diceva la stessa cosa, cioè che gli youtuber si inventavano storie. Ora, vedendo come è finita a Sebastiano, è meglio naturalmente che Loris cerchi di avere più fortuna. E allora Sebastiano ha deciso di sfuggire dalle telecamere della cronaca nera e da Trieste. Giustamente uno che si vuole allontanare dalle telecamere della cronaca nera, dove se ne va se non a Trieste? Se ne va a Rimini. E infatti in questi giorni Sebastiano si aggira per Rimini e Riccione. Ma perché Riccione? Perché Sebastiano da un po' di tempo frequenta Riccione? Proprio perché, guarda caso, è amico di Loris, e la certezza l'abbiamo in particolare con la nuova moglie di Loris, che sul suo profilo Facebook è amica non di uno ma di una decina di profili di Sebastiano Visintin, e chissà che ormai Sebastiano, essendo a Riccione, non vada anche a fare qualche visitina all'amico Davide Barzan, che spesso su Trieste lo ha difeso. Guarda, sono 3 anni che vengo qua a Rimini proprio nel periodo pasquale. Non è che voglio scappare dalle interviste o quello o quell'altro. Questo è un posto a cui Liliana ci teneva e non sono mai riuscito a portarla. Il 26 aprile è il suo compleanno e allora lo vivrò per conto mio, pensando a lei, alle cose che avremmo potuto fare, ai viaggi, e veramente mi manca. E in questi 3 anni, 4 mesi mi hanno detto di tutto. Io non ho nessun problema, continuo la mia vita pensando a Liliana, pensando di averla vicino a me. Tante volte ci parlo anche qualche volta. Mi porto sempre qualcosa di Liliana con me, guarda. E così tu parli con lei e cosa le dici? No, non ci parliamo, me la sento vicino, capisci? È come se fosse lì con me. Tante volte dico, guarda, vedi questi posti qua purtroppo non sei riuscito a vederli. Li guardo io, poi forse ci vedremo. Come sai, sono stato iscritto nel registro degli indagati, di conseguenza assieme a Alice e Paolo Bevilacqua, che sono i miei avvocati, e il mio consulente, il dottor Barisani, il generale Garofano, abbiamo parlato, abbiamo cercato di mettere insieme le cose, e il mio avvocato adesso si sta interessando per avere dalla procura tutti gli elementi per poter analizzare, vedere cosa fare. Io spero di essere sentito in modo da poter vedere insieme quali sono le cose che magari la procura ha bisogno di avere delle risposte. Sono sereno, tranquillo e continuo nella mia vita. Hai avuto paura che si spegnessero i riflettori su di te, per cui la notizia di essere indagato per te che gioia è stata? Quanto ti sei reso conto di poter essere protagonista ancora grazie a questo evento? Ma guarda, diciamo che ce l'aspettavamo, e anche l'avvocato ha detto è meglio essere indagati e iscritti nel registro degli indagati perché abbiamo la possibilità di rispondere a questo. È una cosa positiva, cioè, capisci, in modo che io spero che anche altre persone vengano sentite e ognuno dovrà rispondere sulle cose che sono state dette prima, dopo, durante, capisci? Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Augurissimi tesoro, sono emozionato. Happy birthday to you, happy birthday.
birthday to you. Happy 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 birthday. Sono emozionato. Augurissimi, augurissimi tesoro, sono emozionato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.